Se dell'1 maggio Taranto restano solo ricordi, foto e video sui social e neanche una bottiglia di plastica nel parco archeologico delle mura greche, è perché a ripulirlo sono stati tanti volontari, tra cui i migranti beneficiari del progetto LGNet 2 della cooperativa sociale Isola. Lamin, stamattina stai ripulendo il parco archeologico. Com'è andato ieri il concerto? Ieri bellissimo, è andato bene, noi siamo lavorato bene qua, tutto contento. Tutto il mondo è venuto qua ieri, è bravissimo, noi siamo contenti. Ti sei sentito parte della città? Il Taranto, sì, Taranto, bene, bene, città, noi siamo bene qua, stiamo lavorando, grazie a Dio noi siamo qua. Un lavoro ben fatto, in poche ore Lamin, Akin e gli altri hanno ripulito il parco, un modo per ringraziare la comunità che li ha accolti e per sentirsi ancora di più parte di essa. Come ci ha spiegato la RUP Monica Ricchiuti, responsabile del progetto per il comune di Taranto. Non le nascondo che è stata una vera emozione per me sentire gente che diceva che i ragazzi ieri salutavano persona per persona tutti coloro che affluivano nel parco. Per noi è importante perché il servizio questo deve fare, deve integrare nella maniera più stringente possibile, quindi far sentire parte di questa comunità coloro che vengono da paesi terzi, che hanno deciso di stare qui. E quindi al di là di quello che può essere lo sforzo per far trovare loro lavoro e un'abitazione che anche si fa, importante è dare un segnale che l'impegno civico è fondamentale perché riguarda chiunque sia cittadino e quindi loro stanno facendo uno sforzo maggiore rispetto a quello che dovremmo fare proprio tutti come cittadini, proprio perché vogliono inserirsi e far parte di questa comunità. Assessora Ficocelli, i ragazzi di Isola hanno fatto uno splendido lavoro. Oggi sono qui a ripulire, è un bel modo sia di essere accolti nella comunità, sia di chiedere di farne parte praticamente. Assolutamente, come amministrazione Melucci ci crediamo tantissimo, soprattutto a questo progetto di inclusione che è varato attraverso il finanziamento ministeriale Leginet e grazie al quale proprio con la cooperativa Isola abbiamo dato vita a questo tipo di attività. Ieri concerto di 1° maggio e i ragazzi sono stati addetti alla sorveglianza e alla sicurezza grazie a tutto un apparato che ovviamente li ha coordinati e oggi siamo qui in fase di pulizie, diciamo, e quindi siamo felici anche di condividere con loro questa esperienza. Si stanno impegnando tantissimo, devo dirlo, anche attraverso la formazione che li vede protagonisti ogni giorno di grandi progetti e quindi vogliamo che si integrino con la nostra comunità. E quello di ieri è stato anche un bellissimo segnale, quindi speriamo che anche in altre attività, altri eventi vengano coinvolti proprio in questo senso. Una collaborazione, quella con il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, che sembra essere solo all'inizio, come ci ha detto la presidente Simona Fersini. Quest'anno è stato un grande 1 maggio e ha superato le nostre aspettative sotto tanti punti di vista e poi abbiamo stretto una collaborazione che speriamo duri anche nel futuro e non solo per l'1 maggio con la cooperativa Isola. I ragazzi sono stati fantastici, bravi, bravi, bravi e ci hanno tolto parecchie castagne dal fuoco. Ieri si sono occupati del servizio d'ordine, dell'accoglienza e oggi vi stanno aiutando a ripulire il parco dell'1 maggio. Sì, ieri sono andati via alle 10, sono stati sempre disponibili, ma tutto quello che gli abbiamo chiesto di fare l'hanno fatto con il sorriso.